Buongiorno, sono il professor Fabio Sambataro, sono il responsabile dell'ambulatorio dei disturbi affettivi della clinica psichiatrica e sono qui per parlarvi della resistenza al trattamento nelle malattie psichiatriche. Buona parte delle patologie psichiatriche ha un impatto sulla vita dei pazienti, in modo particolare però i disturbi dell'umore e la depressione per eccellenza insieme alla schizofrenia, un disturbo psicotico, hanno un gravissimo impatto sulla vita dei pazienti, data la loro giovane età di insorgenza, dai 20-30 anni in su, e la cronicità di queste patologie. Sono patologie che hanno la caratteristica di riesacerbazioni successive e un andamento cronico. Quindi trovare dei trattamenti che possono essere capaci di determinare una remissione sintomatologica duratura è un obiettivo che abbiamo in primo luogo. Gli approcci convenzionali alle malattie psichiatriche, ahimè, si basano su un approccio ancora per prova ed errore. Questo significa che abbiamo delle evidenze date dai trials clinici che ci dicono che i farmaci hanno più o meno tutti la stessa efficacia, con alcune piccole eccezioni, e quindi la scelta del farmaco è una scelta più per prove ed errori, in cui la tollerabilità, la preferenza personale del paziente può giocare un problema importante. Questo fa sì che nel caso in cui non si riesca a trovare un farmaco in prima battuta, ci si rivolga a un secondo e poi anche un terzo farmaco eventualmente, che ritarda il trattamento efficace e anche aumenta la disabilità del paziente, diminuendo tra l'altro le possibilità di risposta del paziente stesso. L'approccio attuale è quello che noi chiamiamo one size fits all, cioè di taglia unica, in cui non c'è una scelta che è tagliata sul paziente stesso. Quello che ormai emerge dalla medicina basata sulle evidenze è che diversi fattori che caratterizzano il paziente possono essere invece fondamentali per la scelta del trattamento e la risposta successiva.